navigare nel mare Mediterraneo vuole dire navigare nella storia. I Tirreni, i Sardes, i Peleseti, i Tursa, i Siculi sono solo alcuni degli antichi popoli del mare che hanno colonizzato le coste del Mediterraneo attorno al primo millennio a.C. Ma chi c'era prima di loro? C'è stato un tempo in cui un popolo di navigatori e costruttori di mura ciclopiche ha lasciato testimonianze incredibili. Li chiamavano Pelasgi. Ma chi erano e da dove venivano? Lungo le coste del Mediterraneo si possono ancora incontrare le loro tracce, per esempio a Norba, in Lazio. Siamo davanti a Porta Maggiore a Norba. In Calabria, sulla Sila. Qui c'è puzza di Pelasgi. In Salento. Sono mura che hanno una struttura megalitica. E poi lungo il canale di Corinto fino ad Atene. Sono sotto l'Acropoli d'Atene. E a Micene. Finalmente sono qui, a Micene. Fino a Troia. Alla ricerca delle rotte dei popoli del mare e dell'origine dei Pelasgi. Il nostro viaggio nel Mediterraneo ci farà scoprire vestigio di un antico passato che è quasi sconosciuto. Non ci resta che navigare. Scusa, ma a proposito di popoli del mare, tua madre dov'è finita? Ad Istanbul a cercare la mappa di Piri Reis. La sto seguendo. Mamma, dove sei? Nel 1929 il direttore del museo di Topkapi, esaminando alcune carte che ha trovato dentro al museo appunto, viene a scoprire una carta stranissima che non dovrebbe esistere. È la mappa di Piri Reis. Da quel momento in poi scoppia, diciamo, un caso per chi si occupa di cartografia. Come mai l'ammiraglio Piri Reis conosceva terre che non erano ancora state scoperte? La mappa di Piri Reis è un vero mistero. È una mappa incredibile che mappa il mondo prima della scoperta dell'America. E nella mappa di Piri Reis è segnata un'isola al centro dell'Atlantico. La Unebut. Devo farmi mostrare la carta, ma sembra che nessuno la possa vedere. Inizia una lunga trattativa con le autorità di Topkapi. Per fortuna mi aiuta un mio amico turco, Aykan. La mappa non si può vedere, in realtà nessuno la vede. È stata studiata, è stata dichiarata autentica, però è stata nascosta. Insomma, non c'è niente da fare. La mappa non si può né vedere né fotografare, ma magari intrufolandosi negli archivi. Però non dai, puoi fare foto. Aykan, c'hai la... ci provo. Dai, c'hai la... Dai, è Faccio bellissimo. il servizio segreto. Dai, un po'. fai il servizio Sì. segreto. Dai, vammi a fare la mappa, dai. Certo, Ci adesso vai? vado a fare, sì. Adesso vado a fare. Il turco ce la farà. E mentre aspettiamo che Aykan si intrufoli dentro al proibitissimo Hare, raccontiamo un attimo che cos'è la storia della mappa di Piri Reis. La mappa di Piri Reis è una mappa che ci lascia completamente esterrefatti, racconta praticamente il mondo così come poteva essere in epoca antica, ma addirittura antichissima, perché se è vero che la terra incognita, cioè il Polo Sud, è dipinto, disegnato come scoperto dai ghiacci, quindi in epoca preglaciale, a questo punto si apre un interrogativo incredibile. Chi poteva avere mappato l'Antartide in epoca preglaciale?
chi aveva visto la Terra così bene da poter disegnare l'America del Sud, l'America del Nord, la penisola della Florida, i lama sulle Ande. Quindi in epoca moderna queste mappe sono servite agli stessi navigatori, moderni dell'epoca di Cristoforo Colombo per riscoprire delle terre che probabilmente erano conosciute molto prima, perché erano mappate prima. Erano stati i Fenici, i grandi navigatori di un tempo, ma prima di loro erano stati gli Egizi che avevano mandato delle spedizioni, erano stati i re africani che avevano mandato spedizioni in giro per il mondo. Ma un'ipotesi possibile, anche se fantascientifica, è quella che una civiltà antidiluviana ci abbia lasciato la mappatura del mondo così come era conosciuta da loro, e ci abbia lasciato una Google Earth antidiluviana che è stata conservata nei secoli, nei millenni, ed è stata conservata nella biblioteca di Alessandria fino ad arrivare nelle mani di questo ammiraglio turco, Piri Reis. E adesso aspettiamo di vedere se Aykan ce l'ha fatta. Non è possibile! Nascondi, ce l'hai fotografato anche? Ce l'ho! E la mappa di Piri Reis è su Adriatica. Sì, perché da Istanbul sono arrivata fino a qui. Caro il mio Filippo, guarda un po'. Cosa mi fai vedere? Voglio capire da te, che hai navigato in lungo e in largo e che sei il capitano d'Adriatica, quindi mi devi svelare il mondo delle mappe. Questa mappa è una mappa con la quale si potrebbe navigare, no? Guarda, è una cartografia molto precisa, perché in realtà sono rappresentati anche i più importanti fiumi del Sud America. Il Paraná, quello che arriva a Buenos Aires e quindi nella zona del Rio della Plata, c'è questo l'Orinoco anche. Questo è l'Orinoco, questo è il Rio delle Amazzoni con la grande isola alla sua foce. Queste sono le Canarie e queste sono le 9 isole di Capoverde. Sì, proprio di fronte al fiume Senegal, quindi esattamente nella posizione in cui sono nella realtà. E questo vuole dire che qualcuno nel 1513 aveva in qualche modo individuato le 9 isole di Capoverde, che sono state scoperte dai portoghesi solo alla metà del 600. Allora, qui l'ammiraglio turco ha scritto in arabo che con una mappa come questa, copiata da quelle che sono state prese dalla biblioteca d'Alessandria, un infedele di nome Cristoforo Colombo ha da poco scoperto l'America. Un infedele. Certo, un infedele per loro. Io vedo delle isole che nella realtà non ci sono. Per esempio questa isola, che potrebbe essere un'isola che c'era e che non c'è più, fra l'altro ha vicino a sé uno strano simbolo, queste 3 barchette. Questi sono dei personaggi del nord Europa. Che sono lo stesso simbolo che veniva usato dagli egizi per definire le isole che stanno al di là dell'Aunebut. Che cos'è l'Aunebut? È questo luogo che prima era un luogo d'origine, un luogo importante, e poi in tempi successivi è sprofondato. Quindi probabilmente le popolazioni che ci vivevano hanno dovuto migrare, un esodo. E prima di loro forse erano già migrati altri, e forse i pelargi, questi che continuano a costruire nel Mediterraneo mura megalitiche anche prima dell'arrivo dei popoli del mare, che sono popoli del mare, probabilmente venivano da là. Ecco perché quest'isola, vicino all'America, potrebbe essere certo. l'origine di queste popolazioni. Sì, ma le mura poligonali sono in tutto il Mediterraneo. In questo viaggio ne ho viste tantissime, ormai so che sotto ogni posto importante, che è stato importante per la navigazione, ci sono mura megalitiche. Ma io non le ho mai viste, ma raccontami gli altri luoghi dove hai visto delle cose. Sì, li ho viste dappertutto. Sono andata con il libro di Giulio Magli, un ingegnere del Politecnico di Milano che ha studiato in modo maniacale le mura poligonali, le mura megalitiche, le mura pelasgiche, e l'ho incontrato ultimamente proprio a Roma. Te lo faccio vedere? Fammelo vedere, mi interessa. Sì, guarda che è incredibile. Col caffè, via. E
E finalmente una mostra sulle mura megalitiche. Alla fine di questo viaggio la soddisfazione di vedere una mostra così importante qui al Vittoriano, organizzata dal Comune di Frosinone, dall'assessorato alla cultura del Lazio, meraviglioso. E qui ho appuntamento con l'esperto che è venuto con me in questo viaggio. Non era lui, era il suo libro, Giulio Magli. Allora Giulio, hanno detto tutto a questa conferenza o manca qualcosa? Ci sono certe cose che si possono dire facilmente, altre che in contesti accademici è meglio soltanto accennare. Esatto. Tu hai accennato all'archeoastronomia e secondo appunto questa disciplina e secondo l'indagine che hai fatto delle mura un po' in giro per il mondo, Sì. come io l'ho fatto in giro per il Mediterraneo, alla fine di che cosa ti sei convinto? Mi sono convinto che ci deve essere un'origine che è molto diversa da quella, come si dice, funzionale, cioè di faccio un muro perché mi voglio difendere. Uno non fa un muro con il quale si vuole difendere usando dei blocchi da 5, 10, 15, 300 tonnellate come hanno fatto gli Inca. Quando può usare i mattoni, voglio dire. Una chiave possibile, forse non l'unica, è senz'altro l'astronomia. Quindi dal punto di vista astronomico cosa ci dicono quelle mura? Quelle di Norba, che adesso vediamo. Viste dall'altro riprodurrebbero la costellazione dell'Auriga. Quello che è sicuro è che loro guardavano il cielo e cercavano di riportarlo sulla terra. L'architettura esprimeva questi legami. Vedendo anche per esempio le mura del Circeo. Che idea ti sei fatto della datazione di queste mura? Allora, una tradizione molto consolidata vuole che il promotore del Circeo fosse dedicato a Venere in periodo romano imperiale, perché c'è un'iscrizione al Promontorium Veneris sotto il Circeo. Quando tu studi il muro nel quale si trova l'ingresso di Circei, scopri che è orientato al tramonto del sole nei giorni di Venere genitrice, che erano i giorni della prima settimana di aprile. È una informazione che è stata scritta in questa pietra, che per il resto è anonima, ma che contiene un'informazione su chi l'ha costruita e perché. E quando? Quando diventa più difficile, perché il sole continua ancora oggi a tramontare in quella direzione. Quindi è difficile a girare e a tramontare in quella direzione. Finalmente hanno fatto la mostra delle mura, cioè, ha dato importanza a queste mura. Tu sei convinto che siano romane? No. Anche perché c'era troppa gente che combatteva contro i romani. E come mai i romani combattevano con le loro mura sul Palatino e gli altri aspettavano? Difficile. Sulla Sila c'è questo fenomeno assurdo di questo elefante scolpito nella pietra, e davvero mi sono convinta che è stato scolpito non dalla natura ma dall'uomo. L'hai visto mai? Sono a conoscenza della sua esistenza. Però guarda che è una cosa. Devo andare a vederlo, perché se mi dici che non è naturale. Te lo faccio vedere. Sono davanti all'elefante del Costo degli Giganti, i giganti di pietra. Hai visto un elefante così? È una roba megalitica. Tu quante cose hai visto del megalitismo? Tante, ne ho viste tante. Quando ti convinci che da qualche parte non ci sono, poi arriva qualcuno e ti dice che ci sono. C'è stato questo rifiuto assoluto negli anni 20 e 30, rifiuto assoluto che questa tecnologia potesse essere stata importata. E da allora si è formata una specie di dogma. Chi ha fatto cose monumentali eccetera, o erano gli Etruschi comunque non si capiscono, sono qualcosa a sé eccetera. Se non sono Etruschi devono essere romani, c'è un po' purtroppo. Un po'. Poi naturalmente passaggio verso la Grecia e quindi tutto quello che incontro sul canale di Corinto. Allora andiamo, Lepanto famosa per la sua battaglia eccetera eccetera, guarda che cosa c'è. Guarda, queste sono mura poligonali, ciclopiche, ed è la struttura portante di base. E lo sai che cosa c'è sotto al Partenone? Ci sono le fondamenta della città della Micene, le hai viste?
Le ho viste e ho capito perché il Partenone non crolla. Sotto ci sono le mura poligonali che Sì. sono antisismiche. Sì. E allora c'è da chiedersi, questa gente che costruiva mura megalitiche per devozione, per importanza, per imponenza, per forza, ma anche per difendersi da una situazione che era molto sismica. Forse ne conoscevano tecnicamente si direbbe le caratteristiche statiche e sapevano che un muro che è senza malta, quindi è senza leganti, le pietre sono a contatto fra di loro ma si possono muovere un po', se le lasci muovere un po' magari non crollano. Ma dai, è incredibile. E adesso però siamo arrivati finalmente in un punto importante, cruciale, la civiltà micenea. Arrivati davanti all'altare della patria. Da Micene siamo qua di nuovo in Italia. Effettivamente guarda che cosa c'è lì dietro. Vedi, in quella figura di donna armata che ricorda così tanto Atena, è come dire il passato ci insegna ancora qualcosa. Sì. Ancora evidentemente c'è bisogno di quei simboli lì, di quell'informazione lì. Sì, c'è ancora tanto che il passato ha da dire e sul quale c'è da scoprire. Bravo! Mi è Grazie. piaciuto. Hai capito? Hai capito, Filippo? Beh, accidenti, è una storia davvero interessante questa, bisognerebbe Indagare. E indaghiamo, siamo qui apposta e questo viaggio deve continuare nel Mediterraneo, sempre sulle rotte dei popoli del mare, alla ricerca di tutto quello che c'è di misterioso che non è stato ancora svelato. Vai. alziamo le vele e via. Dai.